58 abbiamo visto inquadrato Stefano Agostini, fa parte del gruppo di testa anche uno dei favoriti della vigilia, Enrico Battaglin, sempre Zalf e Desirée Fior, uno dei corridori uscito meglio dall'ultima edizione del Giro B, ora inquadrato con il numero 97 per Nathan Pertica e con il numero 126 invece vediamo Matteo Fedi. Matteo Fedi, che è stato recente protagonista di una bella vittoria per Matteo Fedi. Intanto Davide Orrico, Pesche e Nettarine, la vittoria di Matteo Fedi, una delle gare più prestigiose della categoria Under. Tanto Gabriele Pizzaballa, c'è collaborazione in questo gruppo, sì. I cambi sono dati abbastanza con continuità. C'è collaborazione anche perché ormai siamo all'ultimo giro, alcuni di questi atleti chiaramente cominciano a respirare la possibilità, a capire che ci può essere l'opportunità di cogliere un buon risultato a questo campione italiano, ma vedi il gruppo tirato dalla Trevigiani Bottoli, al quale evidentemente non sta bene questa fuga, non può star bene perché non hanno atleti inseriti e quindi stanno inseguendo per ricucire. Infatti dicevamo la punta di diamante della Trevigiani è Alberio che è qui in questo gruppo, dorsale 53, quindi i suoi compagni cercano di far rientrare il gruppo proprio per favorire il loro capitano di giornata. 13 atleti all'attacco, quelli che stiamo vedendo in gruppo, non più di 50 atleti, quindi dei 149 partiti questa mattina c'è stata tutto sommato una selezione importante dovuta appunto alle difficoltà del percorso, al grande caldo che quest'oggi ha colpito anche queste zone. Staremo a vedere chi riuscirà a resistere, proprio chi riuscirà ad emergere in questo ultimo giro che a questo punto diventa decisivo. Con il numero 33 abbiamo visto inquadrato proprio uno dei favoriti, Thomas Alberio, anche lui, è lui la punta di diamante della Trevigiani Bottoli, è lui coperto e i compagni di squadra stanno lavorando naturalmente per ricucire la gara. E intanto vediamo che si alza e si volta Giorgio Cecchinel della Zalf Desirée, controllava la situazione perché il gruppo è dato in rimonta e qui c'è lo scatto intanto dietro di una atleta con Giuseppe Famoso. Giuseppe Famoso prova a tentare della Veius Novara a uscire dal gruppo per andare a riportarsi in solitaria sul gruppetto dei fuggitivi. Un'azione un po' velleitaria questo, il gruppo lanciato a oltre 50 all'ora e tanta insomma, fatica per niente. Tanta fatica per niente, insomma è anche abbastanza, ripeto, velleitaria l'azione perché insomma è impensabile che da solo possa pensare di rientrare, soprattutto quando molto probabilmente tutto il gruppo riuscirà a rientrare perché c'è una squadra che ci sta dando dentro e la velocità è molto più sostenuta rispetto a quella che riescono a mantenere davanti. Quindi un finale di gara veramente interessante e spettacolare, siamo ormai giunti alle pendici della prima salita di Collalto. Salita di Collalto, i 13 ancora lì davanti a tirare. Allora ripetiamo i nomi di Corrado, Aru, Gazzara, Pertica, Fedi, Orrico, Benedetti, Pizzaballa, Agostini, Dal Santo, Cecchinel, Buongiorno e Testi. Vedi che non c'è quell'incisività all'azione che ci dovrebbe essere per tentare di resistere al ritorno del gruppo. Vedi che davanti ora stanno tentando di recuperare prima di iniziare la salita, ma questo naturalmente va a tutto vantaggio del gruppo, dove in testa al gruppo appunto ci sono degli atleti che hanno come obiettivo solo quello di ricucire, poi si staccheranno, quindi lasceranno strada ai capitani e quindi diventa purtroppo difficile per i 13 di testa resistere. Vedi la differenza di velocità tra il gruppo e i fuggitivi. Praticamente abbiamo visto anche Famoso raggiunto dal treno guidato dalla Trevigiani all'inseguimento dei 13 fuggitivi. E qua siamo con Cecchinel inquadrato e al suo fianco vediamo pedalare Francesco Buongiorno. Ancora Cecchinel davanti a tirare il gruppetto, sono due i corridori della Zalf in questo gruppo di fuggitivi, l'altro è Stefano Agostini, al primo anno con la Zalf Agostini, e qua abbiamo invece il gruppo degli inseguitori e spesso accade. Terminato il lavoro, Andrea, dei compagni di squadra di Thomas Alberio, vedi che non c'è più nessuno davanti, è solo lui, è rimasto solo lui appunto a questo punto a tentare di tenere alto l'onore del suo team, mentre davanti c'è tanta stanchezza, sta rinvenendo molto forte il gruppo.
e sono praticamente quasi a ridosso gli inseguitori del gruppetto. Ecco qua infatti che c'è un tentativo per andare a riprendere i fuggitivi. Luigi Milletta della Gragnano Sporting Club che va a portarsi sulle code del gruppetto dei fuggitivi, quindi aggancio quasi fatto. Vedete, alcuni addirittura si sono già fermati ad attendere l'arrivo del grosso del gruppo. Abbiamo visto con il numero 52 Michele Gazzara della Trevigiani, eccolo che sta aspettando il capitano Thomas Alberio. Vedete, è stato passivo davanti nella fuga, ora si metterà probabilmente a disposizione del capitano, anche perché Thomas Alberio non ha più compagni di squadra in questa fase ad aiutarlo. In salita quanto può incidere un compagno di squadra? Incide certamente molto su questo tipo di salite, anche perché, ricordiamolo, dopo questi primi 2,5 km c'è un falsopiano di altri 2,5 km, lì l'apporto di un compagno di squadra può essere utilissimo. Discesa, altra salita e altro falsopiano che potrebbero diventare punti determinanti, forse molto di più della salita, quindi la possibilità di avere un compagno di squadra che si sacrifica, che è lì per aiutarti, può essere sia dal punto di vista morale sia dal punto di vista tecnico chiaramente un supporto notevole. Intanto qua abbiamo di nuovo uno scatto di due atleti con il numero 107 Francesco Bongiorno, buon atleta, e con il 125 Nicola Testi. Che Davide Orrico della Denardi tenta di rimanere, Denardi Bergamasca tenta di rimanere con gli attaccanti del momento. Vedete, tanta fatica per tutti questi atleti, ormai siamo nel finale di gara, la stanchezza comincia ad affiorare in modo importante, mentre abbiamo visto il replay di questo bellissimo scatto. Intanto qua vediamo la salita inizia a farsi sentire, altro scatto, altra eversione dal gruppo, gli inseguitori. Insomma, fasi molto caotiche in questa prima salita, ripetiamo, è la prima scesa delle due di questo ultimo giro, con continui scatti e controscatti da parte degli inseguitori. Non c'è nessuno per ora che sembra in grado di continuare l'azione. Vediamo tanti scatti, ma poi questi scatti sortiscono veramente poco, nel senso che non c'è la capacità e la forza per continuare nell'azione. Ho paura che brucino tutto nello scatto, dovrebbero fare magari degli scatti meno profondi, meno intensi, ma poi cercare di continuare l'azione, perché vedi che davanti invece l'azione la stanno continuando e c'è ancora spazio naturalmente per rimescolare le carte, però davanti sembrano in questo momento molto più attivi rispetto al gruppo. Francesco Bongiorno a fare l'andatura di questo gruppetto che ha preso qualche metro di vantaggio. Intanto a bocca aperta qua Stefano Locatelli, anche lui era uno dei più attesi, insieme a lui vediamo Davide Orrico. Locatelli quindi è uscito dal gruppo e sta andando a riportarsi sui primi. Sui 4 di testa, sono rimasti in 4 davanti, li vediamo inquadrati. Con il numero 58 è entrato anche Agostini, Zalf De Girefior. Qui siamo in cima con l'alto. Ora vedete questo falsopiano, non c'è subito la discesa. Qui chi ha la forza mette giù il rapporto e può fare la differenza, e può far più male della salita. Staremo a vedere in questa fase cosa accadrà, mentre dietro Locatelli sta rientrando ormai insieme ad altri atleti. Ormai solo una ventina di metri li dividono dai 4 di testa. Locatelli davanti anche un atleta della Zalf Desiree in quel gruppetto, mentre questi è Agostini, e abbiamo visto Bongiorno in questo gruppetto di testa, Nicola Testi ripresi e poi Bongiorno, e sono in questo momento stati ripresi dal gruppetto guidato da Locatelli. Quindi più di una decina i corridori in testa alla corsa. Adesso c'è questo falsopiano, poi inizierà la discesa, e al termine della discesa intanto vediamo qua un gesto emblematico. Sì. Emblematico di un atleta con il numero 107, mi è sembrato di vedere, è lui, Francesco Manuel Bongiorno. Tra l'altro i passaggi, ricordiamo i passaggi dall'ultimo Gran Premio della Montagna di Collalto: in prima posizione Miletta, in seconda posizione Nicola Testi, in terza proprio Manuel Bongiorno. E poi sul falsopiano successivo in quarta posizione c'era Agostini. Sono rientrati gli 7-8 atleti che insieme ai primi 4 ora formano il gruppetto di testa.